giornata, una buona domenica, siamo al consueto spazio riservato all'informazione regionale. Apriamo purtroppo con la cronaca, con la notizia di un terribile incidente stradale costato la vita a una giovane donna residente a Verona. È accaduto la scorsa notte, la ragazza viaggiava a bordo di un'automobile guidata da un giovane che per causa in corso d'accertamento da parte dei carabinieri ha perso il controllo, ha travolto la segnaletica stradale, si è scontrata con un altro veicolo condotto da un giovane residente a Oppeano che viaggiava nel senso opposto di marcia. Nello schianto la ragazza è morta all'istante, sul posto oltre ai sanitari del suo 118 anche i carabinieri. Un altro incidente stradale si è verificato invece questa mattina attorno alle 9:30, un tamponamento tra due auto lungo la 27 tra Treviso Nord e Conegliano. È stato chiamato anche l'elisoccorso del Cafoncello, una volta che è arrivato sul posto però appunto l'elisoccorso non è stato più necessario perché si è visto che le due persone erano fortunatamente fuori pericolo, sono state condotte al pronto soccorso di Conegliano in condizioni di media gravità. Mentre nella tarda serata di ieri, siamo verso le 23, il soccorso alpino di Schio e Recoaro Valdagno è stato attivato su richiesta del soccorso alpino di Rovereto a seguito della segnalazione del mancato rientro di un escursionista partita alle 9:30 del mattino dal Passo Pian delle Fugazze a Vallarsa. Aveva lasciato la sua macchina parcheggiata, doveva fare un giro verso Campogrosso, il ponte di Corde Avis, non è rientrata. Si tratta di una donna di 43 anni di Schio che aveva mandato l'ultimo messaggio a un amico attorno alle 10, poi il telefono aveva continuato a suonare libero senza risposta. Le squadre si sono distribuite lungo i possibili itinerari dal Pian delle Fugazze a Campogrosso, sotto la Sisilla, al Ponte Avis, il sentiero della Loffa, Malga Boffental, parte del sentiero del Re, il sentiero della Croce e la selletta nord-ovest. Sul posto anche i vigili del fuoco, un'unità cinofila molecolare che ha iniziato a guidare il conduttore lungo una traccia. I soccorritori mentre valutavano come procedere nella notte, riprendevano all'alba, poco prima delle 3 la donna è stata rintracciata a casa di un conoscente e quindi l'allarme è rientrato. E invece le 5 della scorsa notte gli inquilini di un appartamento di via Gentilina a Verona sono stati svegliati dal fumo che stava invadendo tutta la casa e la famiglia è riuscita rapidamente a mettersi in salvo in giardino, ha chiamato i soccorsi, i vigili del fuoco sono intervenuti con 2 squadre, 7 unità sono riusciti a spegnere le fiamme che avevano avviluppato tutta la zona giorno. Non ci sono feriti, il nucleo familiare 6 persone tra cui anche dei minori dovrà trovare temporaneamente un alloggio altrove a causa dei danni provocati dalle fiamme e dal fumo. Mentre molta paura dopo che si sono avvertiti dei colpi di pistola, un episodio che si tinge di giallo, avvenuto sempre nella tarda serata di ieri nel cuore del centro storico di Treviso. Siamo in borgo Cavour. Sul posto, su richiesta dei residenti della palazzina dove sono avvertiti appunto i colpi di pistola, le esplosioni, sono intervenute alcune pattuglie delle volanti della polizia. Sarebbero stati rinvenuti dei bossoli sulla terrazza condominiale, tutti i residenti sono stati identificati, sarà la squadra mobile a dover accertare l'autore o gli autori degli spari. Si ipotizza un gesto intimidatorio ma non si esclude neanche una bravata. E intanto è già allerta arancione per quanto riguarda la situazione meteo in tutta la regione del Veneto. Il bollettino funzionale decentrato della Protezione Civile segnala l'arrivo di precipitazioni diffuse, in particolare nelle zone prealpine, pedemontane e centro-occidentali, con particolare riferimento al Vicentino, con quantitativi d'acqua consistenti e abbondanti. Probabili forti rovesci anche con temporali in pianura. La Protezione Civile regionale ha dichiarato fino alla mezzanotte di domani, lunedì, lo stato di attenzione per la rete idraulica principale del bacino Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. E noi ci fermiamo per qualche istante, ci troviamo subito dopo con tutte le altre notizie.
E siamo nuovamente in studio dopo gli ultimi 3 giorni in cui si sono verificati non meno di 1000 contagi, nuovi contagi al giorno in tutta la regione Veneto. Pare che stia rallentando, almeno nelle ultime 24 ore, la crescita dei nuovi casi di Covid-19. Si parla, dicevamo, nelle ultime 24 ore di 878 nuovi contagi. Il bollettino regionale segnala inoltre 3 decessi nell'ultima giornata. Resta ferma la situazione per quanto concerne i ricoveri in area non critica, mentre ci sono 3 nuovi pazienti in terapia intensiva. Quindi resta alta l'attenzione per quanto riguarda l'aumento appunto dei casi positivi, così come resta alta l'attenzione anche in vista delle manifestazioni dei vari no pass e no vax, nonostante ci sia stato questo giro di vite da parte del governo in cui si richiede assolutamente la manifestazione statica. È intervenuto anche in maniera pesante il governatore Zaia, che ha dichiarato come la pandemia è soprattutto da imputare a chi ancora non si è vaccinato. Ma sentiamo. Siamo davanti a quella che potremmo già iniziare a definire la pandemia dei non vaccinati. Purtroppo è così. Io spero che ci sia sicuramente un intervento pacificatore, perché questa comunità non ha bisogno di conflitti al suo interno. Dall'altro però noi sappiamo che se oggi possiamo quantomeno vivere liberi e non avere le restrizioni, lo dobbiamo al fatto che l'84,6% dei veneti si sono vaccinati. È la prima volta che il governatore del Veneto usa l'espressione pandemia dei non vaccinati, già utilizzata nelle scorse settimane da alcuni leader europei per definire quella che a tutti gli effetti è la quarta ondata. Lo fa da Padova, ospite del QAM, guardando ai numeri del bollettino regionale che per il 3° giorno consecutivo parlano di più di 1000 positività al Covid nelle 24 ore in Veneto, 1125 per l'esattezza dopo i picchi di 1077 e 1029, toccano quota 300 i ricoveri in area non critica, resta 60 il numero di posti letto occupati nelle terapie intensive. Continuiamo a dire che l'80% dei ricoverati in terapia intensiva è non vaccinato, ma ricordo che l'80% di quei ricoverati non vaccinati rappresentano solo il 15% della popolazione, quindi sono dati importanti. Numeri sotto controllo, ma in evoluzione molto rapida, forse troppo. I numeri sono ancora contenuti, sono bassi, ma crescono forse un po' troppo velocemente. Io credo che dobbiamo mantenere alta l'attenzione, dobbiamo mantenere alte le misure che finora ci hanno permesso di contenere l'epidemia e vaccinarsi. Non dobbiamo abbassare la guardia, perché il passaggio in altre zone a situazioni più critiche è effettivamente molto facile. Inevitabile quindi guardare alle manifestazioni no pass del weekend. La stretta delle prefetture c'è stata, ma il problema resta proprio per la tipologia della protesta. Sono manifestazioni all'interno delle quali c'è anche un po' di ostracismo, ad esempio verso la mascherina. Del resto alcuni esponenti di che oggi protestano contro il vaccino a marzo 2020, aprile 2020 erano no mask, protestavano anche contro la mascherina. Allora mi chiedo se il problema è il vaccino o il problema in generale è qualcos'altro. Ecco, a proposito di persone non ancora vaccinate, soprattutto lavoratori, sotto i riflettori c'è tutta la questione che vede coinvolti gli infermieri non vaccinati, che quindi sono stati sospesi dagli ospedali, dalle strutture sanitarie. Il danno è importante, perché sospendendo questi professionisti la coperta diventa, come si dice, diventa troppo corta. C'è una carenza importante di personale anche in tutta l'area del Vicentino, così come ha denunciato la Nursind. Covid, l'epidemia torna a pesare sulla sanità. Al San Bortolo di Vicenza sono poco più di una trentina i pazienti ricoverati, quasi tutti in area non critica. Nulla a che fare con i numeri schiaccianti di un anno fa. Ma anche in questo 2021 la preoccupazione cresce con l'avanzare del freddo e su 6.500 dipendenti dell'ULSS Ottoberica i 180 non vaccinati tra medici, infermieri e operatori sociosanitari iniziano a pesare. È una piccola percentuale. Però dobbiamo considerare che nella fattispecie del personale infermieristico, dove le sospensioni sono ormai una cinquantina, impatta in maniera importante, perché si aggiunge alla cronica carenza che c'è già di infermieri, e sia perché ci sono pensionamenti, ci sono gravidanze, ma perché soprattutto mancano nel mercato del lavoro.
Gli infermieri mancano nel mercato del lavoro, tanto è vero che i prossimi che usciranno dall'università hanno già un bando ad hoc riservato a loro, ma sono solo una ventina, numeri troppo bassi per risolvere la carenza di professionisti sanitari, una carenza inasprita dalla sospensione degli infermieri non vaccinati. Questo non ci permette di andare avanti con questo sistema se non con sospensione di ferie e produzione di straordinario all'infinito. Se le sospensioni vengono ancora prorogate oltre il 31 dicembre c'è da capire quali servizi essenziali vogliamo mantenere. E siccome le decisioni a livello nazionale ricadono sul Veneto dal governo centrale, la regione non può far altro che stabilire, in uno stato d'emergenza dell'organico sanitario, che servizi erogare. E sostanzialmente se c'è la possibilità di taglio dei posti letti e dei servizi, perché a un certo punto la coperta è veramente cortissima e non dimentichiamoci che gli infermieri, come gli altri operatori sanitari, arrivano da 2 anni di pandemia. Ora, oltre alla pandemia, devono subire il fatto di restare in pochi perché ci sono le sospensioni, sostanzialmente pensando di punire chi non si vaccina, alla fine abbiamo punito chi resta e si è vaccinato. E a proposito di manifestazioni, no Green Pass, così come ha accennato lo stesso governatore Zaia nel servizio che abbiamo trasmesso poco fa, andiamo a vedere come è andata invece a Padova. 2000 persone hanno voluto partecipare alla manifestazione No Green Pass, manifestazione statica fuori dal centro storico della città. Allora vediamo insieme com'è andata. 2000 persone hanno partecipato alla manifestazione nazionale Un anno da Leoni, che ha radunato i simpatizzanti e gli attivisti del movimento No Green Pass al Parco d'Europa alla Stanga. Un happening sull'erba con popolo di varie età e ceti sociali. Negata dal questore Sbordone la manifestazione con le auto in centro, chiusi con catene e lucchetti i cancelli Carrai, accesso solo a piedi. Un happening che ha ospitato sul palco i leader Novax del nord-est e di mezza Italia, con discorsi che hanno tirato in ballo anche l'anticapitalismo, di sapore no global e di critica al servizio sanitario. Reputi inutili i tamponi, li fai pagare, li reputi inutili quando sono eventualmente l'unico strumento per certificare la negatività e lascia andare in giro libere allo stato brado persone vaccinate con un farmaco non immunizzante, quindi contagiose e contagiabili, va da sé che la tua preoccupazione non è tanto la salute del cittadino quanto il fatto che il cittadino abbia il Green Pass, perché il Green Pass poi è uno step intermedio per arrivare magari a un'identificazione digitale e a un qualcosa d'altro. Si è intanto attivato il merchandising con lo slogan ispirato purtroppo a Mussolini, mentre per non farsi mancare nulla il movimento ha annunciato un capodanno No Green Pass per il 31 dicembre a Lignano Sabbiadoro. Vediamo invece com'è andata nel veneziano. 5% di presenze di terapie intensive, quando in realtà la prima soglia di pericolo è il 30%. Quella di ieri sera a Mestre, con centinaia di persone radunate in piazza Ferretto che poi hanno dato vita ad un corteo per le vie principali, è stata l'ultima manifestazione sul Generis. La gente come noi non molla mai. Dopo la circolare del Ministero dell'Interno ai prefetti, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi a Venezia ha fissato nuove regole per le manifestazioni contro il Green Pass, che resteranno in vigore fino al 31 dicembre. Nella direttiva firmata dal prefetto Zappalorto sono vietate le mobilitazioni in centro storico e nella Venezia insulare, che dovranno invece svolgersi alle Zattere se supereranno gli 800 partecipanti. Fino a 800 persone contemporaneamente, infatti, sono ammesse mobilitazioni anche in campo San Geremia e in zona stazione, mentre nei campi più piccoli e periferici possono svolgersi proteste che prevedono fino a 100 partecipanti. L'obiettivo è quello di evitare che questi gruppi si incrocino con i flussi turistici, con mercatini o bancarelle. Per quanto riguarda Mestre è esclusa la zona pedonale in centro e anche in questo caso la piazza con i mercatini, la pista di pattinaggio e le vie dello shopping. Per le altre manifestazioni si prevede invece richiesta alla questura, che potrà valutare, prescrivere o vietare determinati comportamenti. Le direttive sono in vigore da oggi. Ecco perché fino a ieri sera si è potuta svolgere come previsto la manifestazione con tanto di corteo.
Via libera per la terza dose dai 40 anni in su. Dopo la pubblicità vediamo che cosa ne pensa la gente. Rieccoci in diretta, terza dose per la fascia d'età tra i 40 e i 60 anni a partire dal 1° dicembre prossimo. Abbiamo chiesto alla gente che ne pensa. Bisognava che io avesse ciapà e ora dopo si sa. Come è stato sto Covid, mamma? Sono anche vecchia, siete anche poco coscienti quando è stato il momento, è stato marzo, insomma, bisogna che facesse un mese di ospedale. Ecco. Lei e anche mia sorella, sì. di 58 anni, ha fatto 2 settimane con il casco. E dopo non è tutto finito. È stata malata a marzo questa signora che cammina nel centro di Bassano con la figlia, una malattia che la prova ancora. Per questo entrambe sono favorevoli alla terza dose. Io mi sono prenotata e vado a farla immediatamente. Tutto qua. Convinto, non ha avuto problemi con le altre 2 dosi? No. È convintissimo. Penso che la farò, anche se c'è sempre un po' di timore, ecco, diciamo, quello c'è. Io sono assolutamente per la terza dose. Appena saranno passati i miei 6 mesi intendo farla. Non ha mai avuto dubbi? No, nessun dubbio, mi fido della scienza. Io non sarei qui se non fosse per la scienza. Io ovviamente ho fatto tutte e 2 le dosi e diciamo che sono pro al vaccino. Magari la terza dose stiamo un po' tirando avanti il discorso. A suo nonno la consiglia? Sì. Penso che sia una cosa più che giusta farsi la terza dose del vaccino, anche perché con l'immunità di gregge potremmo comprimere il virus. La libertà per tutti, insomma, che tutti possano usufruire di servizi, indipendentemente da come la pensano. Scusi se le faccio la domanda e mi risponda solo se vuole. Sì. Lei ha fatto le 2 dosi di vaccino? Sì. La terza, la prenotata, la farà? Ma certo. Però rispetto anche a quelli che non la pensano come me. Non credo che sia anche una cosa giusta la terza dose, perché visto che abbiamo fatto le 2 e si può prendere anche il corona, credo che anche con la terza dose si possa prendere, quindi o facendo il tampone, facendo il vaccino si possa prendere. D'accordissimo. Sì, stiamo aspettando anche noi, siamo dai 40 ai 60, credo che sia la prossima. Magari si convincessero anche non costringerli, però sembra che l'unica strada è quella, quindi magari perché no? Adesso cambiamo completamente argomento e ci occupiamo dell'assemblea ANCI, cui ha preso parte anche il presidente del Consiglio Mario Draghi, che si è rivolto direttamente ai sindaci. Sindaci, sarete al centro della stagione che abbiamo davanti, una straordinaria occasione di riforme e investimenti, grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il successo del piano è nelle vostre mani, come anche nelle nostre. C'è bisogno di cooperazione tra tutti i livelli dell'amministrazione nella fase di pianificazione degli investimenti e in quella di attuazione. Questo sforzo deve coinvolgere tutti, comuni, regioni, ministeri. Non è la prima volta che i comuni italiani si trovano al centro di cambiamenti epocali nel Paese. Nel dopoguerra sono stati i sindaci a gestire le migrazioni interne che hanno accompagnato il miracolo economico, a presidiare la trasformazione dei borghi in città, delle città in metropoli, a interpretare nella realtà quotidiana i cambiamenti nella cultura e nei consumi che hanno rivoluzionato la politica e l'economia. E a proposito di ripartenza, uno dei settori che sta davvero ricominciando dopo un periodo da definire drammatico, in piena pandemia, pieno Covid, è quello del turismo, e allora facciamo un'analisi. Io raccolgo un grido d'allarme forte da parte del tutto il mondo del turismo, a cominciare dagli albergatori, ma anche il mondo dell'extra alberghiero e ovviamente la ristorazione,
i rifugi. Oggi siamo vicini all'apertura della stagione invernale e ci sono per esempio rifugisti che non riescono a trovare manodopera. Questo è un po' che mi viene detto. La difficoltà nasce anche, secondo me e secondo gli operatori, dal reddito di cittadinanza, che fino ad ora purtroppo non è stato usato come misura come doveva essere, e quindi purtroppo molte persone decidono di rinunciare ad alcuni posti di lavoro, o meglio vogliono andare a lavorare ma non vogliono essere messi in regola per paura di perdere il reddito di cittadinanza. Questo è anche un caso molto concreto. Ma guardi, ho più di un caso di albergatori, e non solo albergatori, anche ristoratori, rifugisti che mi dicono di aver fatto colloqui sul territorio, e l'80-90% delle persone che si presentano appunto dicendo che sono disponibili ad andare a lavorare ma senza essere messe in regola. Questo non va bene per la sicurezza del lavoro, non va bene anche per un sistema di tassazione generale, e quindi penso che questo grido d'allarme debba arrivare forte al governo, non soltanto da parte del mondo privato ma anche da parte delle istituzioni, che vogliono garantire la sicurezza nei posti di lavoro, che vogliono garantire la legalità, e quindi questo reddito di cittadinanza non dico che non debba esserci, ma deve essere per le persone che sono veramente in difficoltà economiche e non per le persone che invece lo utilizzano a scopi diversi. Sta creando delle distorsioni sul mercato del lavoro, questo è un dato di fatto, a parte le truffe che abbiamo visto anche nei giorni scorsi che si vengono a realizzare. So che ci sono i controlli da questo punto di vista da parte della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, c'è una concentrazione massima sul controllo da questo punto di vista, ma c'è anche una distorsione di mercato, perché a qualcuno, ripeto, conviene stare a casa e andare a lavorare in nero e aggiungere questi due redditi percepiti in maniera diversa. Questo non va bene. Devo dire anche che noi dobbiamo affrontare il tema del lavoro sotto un duplice aspetto. Da una parte c'è il reddito di cittadinanza, dall'altro c'è un richiamo che comunque mi sento fare al mondo, diciamo, dei datori di lavoro, che ovviamente le professionalità vanno pagate. Ci sono dei casi in cui in passato queste professionalità sono state sottopagate, quindi dobbiamo capire che anche il cameriere di sala è un lavoro che ha la sua dignità, deve essere remunerato il giusto, dopodiché però dobbiamo anche fare una riflessione, ripeto, sul tema del reddito di cittadinanza. Ecco, le due cose insieme, secondo me, va trovato un equilibrio tra queste due questioni. Io ho i sentori di un turismo che è ripartito quest'estate, e ci sono forti aspettative per quanto riguarda l'aspetto invernale, per esempio, legate alla montagna invernale, ma non solo, anche alle città d'arte. Certo che abbiamo questa spada di Damocle legata al numero dei contagi che sta salendo, quindi l'invito è quello di fare attenzione, perché qui non solo si mette a repentaglio la propria salute, ma si mette a repentaglio anche l'economia, perché un nuovo lockdown potrebbe essere veramente deleterio per tante non solo strutture turistiche, ma insomma in generale per l'economia veneta e italiana, ed è ovvio che siamo tutti qua a scongiurare il ritorno in zona gialla non solo del Veneto ma anche delle altre regioni. Oggi abbiamo un vantaggio competitivo come Italia rispetto al resto d'Europa molto importante, grazie alla vaccinazione che c'è stata, grazie all'attenzione che comunque i nostri cittadini, e li ringrazio per questo, hanno avuto in questo periodo. Oggi l'Italia cresce più degli altri paesi grazie a questo. Ecco, vediamo di metterci tutti una mano sulla coscienza e di evitare che si ritorni in un periodo buio. E noi intanto ci separiamo per qualche minuto. Eccoci nuovamente in diretta. Adesso parliamo di un tema che sta interessando purtroppo un numero sempre crescente di persone, sono soprattutto minorenni interessati che vengono coinvolti in reati o sono loro stessi protagonisti di episodi delittuosi. Ma vediamo. La consapevolezza, soprattutto tra i minori, tra i ragazzi, è molto residuale, cioè scarsa. Loro non sanno cosa sia consentito e cosa non sia consentito. Analisi precisa di fronte alla platea riunita per la 2 giorni dedicata ai 30 anni dalla Carta di Treviso. Perché più che tutelare, i giovani devono essere tutelati da se stessi. Se un ragazzo tiene un rapporto sessuale con una coetanea a 17 anni,
è perfettamente lecito. Se lo registra nel telefonino commette un grave reato di produzione e di detenzione di materiale pedopornografico. E se poi, come fanno spessissimo, lo divulga e lo manda agli amichetti, commette il reato di diffusione di materiale pedopornografico. Dai 18 in su, maggiorenne, viene da noi alla Procura della Repubblica. Dai 18 in giù, purché sopra i 14, perché sotto i 14 non è imputabile, va al Tribunale dei minorenni. Tutela dei minori che passa attraverso la consapevolezza delle nuove tecnologie, anche delle famiglie e non solo. Perché ormai questi strumenti sono in mano anche ai bambini di 10 anni. Spetta essenzialmente alle famiglie, la scuola viene in seconda battuta, ma i due elementi che una volta fondavano l'educazione del bambino, cioè la famiglia e la parrocchia, in questo momento su queste cose forse non sono nemmeno informati. Ecco dunque il punto di ripartenza della Carta, diventata con il documento approvato al termine dei lavori il Patto di Treviso. Partiamo da una sfida, quella di portare questo documento del patto alle istituzioni nazionali ed europee, un lavoro costante che faremo qui a Treviso e che porterà di nuovo Treviso a essere al centro di un confronto su quello che è il futuro delle nuove generazioni in un mondo digitale che sta cambiando. Ogni anno dobbiamo ritrovarci perché il mondo della comunicazione, soprattutto con il digitale, cambia troppo rapidamente e noi dobbiamo tenere un presidio fisso, un punto di incontro, di riflessione e poi per condividere strategie da applicare poi in tempi molto rapidi. Con il prossimo servizio andiamo a San Zenone degli Ezzelini, perché ricorderete senz'altro il caso della messa per ringraziare della bocciatura del DDL Zan. È intervenuto in maniera molto rigida il vescovo di Treviso, Monsignor Tomasi. I dibattiti si svolgano là dove vanno svolti, vanno benissimo le lettere, vanno benissimo le prese di posizione, anche i dibattiti accesi, perché no, non c'è paura. La celebrazione eucaristica rimane il luogo dove c'è l'unità dei fedeli attorno a Gesù Cristo e quello è un'altra dimensione. Marca profondamente la distanza tra celebrazioni eucaristiche e momenti di confronto politico e sociale il vescovo di Treviso, e lo fa a seguito della messa di ringraziamento annunciata e poi annullata dal parroco di San Zenone sul DDL Zan. Ma questo non vuol dire che la Chiesa non prenda posizione sulla questione, partendo dal rispetto e dalla vicinanza con chi ha un diverso orientamento sessuale. Ci sono tantissime aperture e generosità, e vorrei dire che anche quei parroci che prendono questa posizione qui, che sono vicini a delle persone che anche soffrono per queste questioni, sono Chiesa anche loro. Questo però non vuol dire che la Chiesa si schieri con chi contesta la bocciatura della legge, anzi, in più occasioni anche Monsignor Tomasi aveva chiarito come il limite del DDL Zan è di voler dire agli altri a priori qual è la posizione giusta da difendere e qual è l'unica opinione da tutelare. Ma questo tema di confronto deve stare sicuramente fuori da ogni celebrazione spirituale. Noi siamo in questo mondo ed è giusto parlare di tutte le questioni, non ci fa paura il dibattito, la discussione e le posizioni differenti. La Chiesa deve essere accogliente per tutti, è la casa dei battezzati. Restiamo a San Zenone e adesso vediamo qualche estratto del cortometraggio che il sindaco di San Zenone, Fabio Marin, ha voluto dedicare alla mamma Gilda, malata di Alzheimer. Non ti scordar di me, il titolo. Qual è la memoria che lascio? Tocca alle corde più profonde dell'anima il cortometraggio diretto da Fabio Marin, sindaco di San Zenone degli Ezzelini, ma soprattutto figlio di Gilda, donna che a 52 anni scopre di essere malata di Alzheimer. È lei la protagonista di un film breve quanto prezioso, una storia di famiglia che diventa un modo per rielaborare il dolore. L'ho vissuta come se io, o come se mia sorella, o come se mio fratello diventassimo i genitori di nostra madre. Sempre nel cortometraggio si vede la figura di una bambina che cammina con delle scarpe troppo grandi e una figura di un'altra bambina ancora più piccola che viene imboccata con il cibo. E sono le azioni che facevamo con nostra mamma.
Gilda muore nel 2018 dopo anni di lotte contro quella malattia che spegne i ricordi e annebbia la mente e per la quale ancora non c'è una cura risolutiva. L'unico antidoto resta l'amore, racconta Fabio. Nel momento in cui le chiedevo mamma mi vuoi bene, lei rispondeva sempre di sì. Dall'11 novembre il film sarà disponibile sulle piattaforme online in forma gratuita. La storia di Gilda è quella di tante famiglie alle prese con la malattia, un inno a non sentirsi soli. Bisogna pretendere il meglio per i nostri malati, per i nostri affetti, perché davvero solo così si riesce, ripeto, a dare dignità al malato. È questo che bisogna fare come prima cosa e non perdersi d'animo. E un grande aiuto è quello che sta dando invece il Comune di Vicenza alle persone che si trovano senza un tetto. Piano emergenza freddo per l'accoglienza dei senza tetto anche non residenti a Vicenza, scattato il 1° di novembre per dare risposta alle persone in difficoltà nel periodo più duro, l'inverno. Sarà operativo fino al 31 marzo e metterà a disposizione un'ottantina di posti. La novità di quest'anno riguarda il protocollo operativo unitario e lo sportello di accreditamento unico nel centro comunale di Via Giordano. Abbiamo previsto appunto un'accoglienza notturna all'interno di uno stabile comunale nella zona ovest della città. Un importante lavoro di rete con tutte le realtà del territorio, anche quelle ovviamente che accolgono da sole queste persone, però un segretariato sociale comune, una struttura di accreditamento di queste persone, perché per entrare in tutte le strutture di accoglienza devono essere prima aver fatto il tampone. Il tutto per evitare che persone che entrano anche solo per la notte a far parte di una comunità di accoglienza possano contagiare gli altri. Continua la progettazione che abbiamo con l'ULSS proprio per l'effettuazione anche dei vaccini. La maggior parte di queste persone da mesi vengono attraverso l'unità di strada contattate e attraverso l'ULSS e la Croce Rossa poi li effettuiamo il vaccino e più di un centinaio di persone prive di dimora tra residenti e non hanno già effettuato la seconda dose. I posti di accoglienza che i soggetti pubblici e privati garantiranno nelle sedi a disposizione sono 30 nella struttura di Via Giordano con la somministrazione di cena e colazione, nella struttura di Contra San Marco 5 posti per accoglienza notturna riservati a sole donne, al dormitorio Casa San Martino 38 posti, incluse le persone già accolte, con accoglienza notturna, alla Capanna di Betlemme 6 posti. E adesso ci occupiamo di un capolavoro in ceramica della manifattura novese di fine Ottocento, ritrovato quasi per caso. Un'opera della storica manifattura Viero di Nove. Ritrovato quasi per caso, questo vaso in maiolica minuziosamente decorato e lavorato ora potrà tornare a essere ammirato grazie al ricercatore storico Arturo Comacchio, che ne ha subito riconosciuto il valore perché, sentite un po'. È stato ritrovato fortunatamente al mercante d'arte della Fiera di Parma. Era su uno stand dove c'erano i vestiti vecchi messi lì su uno scatolone senza essere esposto, e un mio collaboratore ha fatto delle foto e me le ha mandate e ho visto che è una cosa veramente eccezionale. E infatti è proprio un'opera caratteristica dei ceramisti novesi di fine Ottocento, come dimostrato dalle ricerche fatte da Comacchio. Questo vaso dovrebbe essere è del 1864-65, è stato esposto alla Fiera Internazionale, all'Esposizione Internazionale di Torino di Milano, in cui la ditta Viero è stata anche premiata con la medaglia d'oro. Il modellatore è Giambattista Minghetti, all'epoca un nome nella scultura e nella lavorazione anche della ceramica e della maiolica, come dimostra questa opera. Un vaso che Comacchio ha deciso di acquistare, grazie anche al contributo di tanti amici, e donare al Museo di Nove, perché tutti possano ammirarlo per conoscere la storia dei nostri grandi maestri del passato. E Arturo Comacchio quasi si commuove davanti alla bellezza di questa autentica opera d'arte. Devono ammirare il lavoro dei ceramisti del passato che hanno fatto queste cose meravigliose.
anche il nostro ultimo servizio. Ricordo gli appuntamenti nel pomeriggio 15:30, non perdete il documentario L'Apocalisse di Venezia, dedicato all'acqua alta che ha davvero messo in ginocchio la città 2 anni fa, e poi gli appuntamenti con la nostra informazione 18:50 TG Bassano, 19:15 TG Vicenza. Grazie per averci seguito, una buona domenica pomeriggio, arrivederci.